Ricercato in tutta Europa, sulle sue spalle pendeva un mandato d'arresto internazionale. Rapinatore e torturatore. È stato arrestato a Marghera. Vassile Marinciu, 52enne moldavo, deve scontare 17 anni di carcere in patria. Le accuse sono pesantissime. Sequestro di persona, rapina, lesioni personali con tortura, nonché distruzione di documenti. Una volante della polizia, passando in via Brunacci, ha notato dei movimenti strani all'interno di un'auto. Gli occupanti, viste le sirene, hanno tentato di scivolare sui sedili per nascondersi. Il movimento è stato visto dagli agenti che hanno controllato i due automobilisti. Dal terminale è trapelata subito la verità. Marinciu è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa di estradizione. Tra le sue performance criminali anche quella di aver cosparso di benzina un avversario minacciandolo di dargli fuoco. Si tratta del terzo arresto in circa 6 mesi sulla base di mandati di cattura internazionali operato nella zona di Marghera.